Gerry Gandolfo, uno dei veterani del giornalismo agrigentino, 35 anni di iscrizione all'albo, per lei un riconoscimento da parte dell'ordine, una medaglia, ma al di là della medaglia cosa significa dopo tanti anni di attività? Sì, significa tanto, 35 anni di iscrizione all'albo, ma come giornalista effettivo si può dire anche 2 o 3 anni prima, quindi andiamo indietro nel tempo a partire dal 1977, quindi 35 anni in cui nel momento in cui appunto mi è stata consegnata la medaglia mi sono appunto passate per la mente tantissimi fatti, tantissimi episodi belli, importanti, drammatici che porterò sempre dentro di me. Un lungo percorso, 35 anni, cosa è cambiato e come è cambiato il giornalismo? Ma è cambiato, io quando sono entrato al Giornale di Sicilia, parlo appunto nel 1977, noi ancora i pezzi li dettavamo a Palermo, c'era un dimafono, c'era uno stenografo che prendeva i pezzi appunto per telefono, poi li riscriveva e poi li portava in tipografia per essere impaginati. Poi siamo passati ai fax, poi le telescriventi e poi ora siamo arrivati al fatto appunto che tu apri la pagina di Agrigento e in presa diretta tu puoi intervenire, scrivi, metti le foto, metti i titoli. Dall'alto della sua esperienza, della sua autorevole esperienza, ecco, qual è lo stato di salute oggi del giornalismo? Ma la precarietà ormai sta prendendo, è entrata anche appunto nel giornale. Nel consegnarmi la medaglia di ricordo il Presidente dell'Ordine Riccardo Arena appunto ricordava anche questo, che ormai appunto il precariato c'è anche appunto nel giornale e ci sono anche ora meno iscritti rispetto a qualche anno fa. E ciò perché appunto quello che veniva considerato anche la possibilità di avere il patentino di giornalista che ti pensavi di poter entrare subito in una realtà editoriale, ora appunto con la crisi che c'è, che ha investito pure anche la stampa, diventa sempre più difficile.